quali non significa che sono né prove, capisci? E io e tenga. E tenga! E Torino. E bene tutto quanto! E corno! E allora seriamente le prove cacciatele, in modo che io possa procedere all'arresto dei rei. Ecco qua. Te lo dico io. Voi sapete tutti che io abito al quarto piano, porta a porta con la casa del povero cavaliere Zicchio. E la casa mia ho sempre tenuto, come dire, sotto controllo, a casa d'infetta. Tenevamo la cerca là, se non lo sapevamo. Non spazza dello spirito, sa che ce n'è anche per lei. Vedi, cercano. Mi piacesse. Dicevo che nell'interesse comune ho sempre tenuto sotto controllo a casa d'infetta, dove succedevano movimenti strani. No, Oh, no, femmine, pure! belletti rosa, verdi, gialle, paolazze. Che schifo! A tutte le ore. Meretricio. Maltrecio! Una casa chiusa. Una casa chiusa! Mi sa lei, cazzo. Ma quale casa chiusa? Io arrivo a tutte le finestre per far prendere aria all'estate. Che siete nella stessa casa in guardiani, insomma basta! Non interrompete! Lei vada avanti, signora, con l'esibizione delle prove. E se mi fate parlare? Fatela parlare! Vi stavo dicendo che quando ho notato che il cavaliere Pisicchio ha iniziato a stare male, ho creduto che stesse male perché partecipava a questi squallidi balletti di sesta grada Rock and roll! a casa sua. E allora ho cominciato a ispezionare la loro spazzatura e per vedere, che so, se per caso c'era una sarangella d'eroina, una scatolella di afrodisiaco, una pennolella di ecstasy. Una vera investigatrice! E dica, signora, dica, poi le trovate queste scatolette di